Eccoci qua cari amici, appassionati di auto vintage, siamo nel posto giusto, Sì, esatto. Siamo a Padova, auto d'epoca Alla fiera di Padova del 2019, guardate qua questo bel veicolo abbastanza imponente, possente, che porta un cinquino. Esatto, una Fiat 500. Mi piaceva il contrasto per vedere questo gran veicolo appunto. Esatto, 500 la dedichiamo al solito a Giovanni Neri, E il nostro poi, Giova. e poi ragazzi, per me il pezzo forte è questo. Sì, Guarda qua giù, una bellissima Fiat 1100, esatto. particolare, allestita in un modo insomma... Un po' furgonata, diciamo, sì. Non ho mai visto di questi Allestita modelli, molto. per cui andiamo a gustarci un po' questa Fiat 1100. Cosa dice qua? Diciamo che in particolare addirittura c'è questo faro di soccorso a una rete, c'è un'antenna per una radio tipo CB, baracchino, eccetera, quindi chissà per che cosa serviva, per cosa era allestita. Eccoci qua, insomma, direi particolare, un mezzo che meriterebbe attenzione, questo qua sarebbe da collezionista camion d'epoca oppure amante dei furgoni, insomma, anche perché veramente il mezzo particolare è la prima volta che lo vedo, è una Fiat 1100, qua c'è scritto, con riduttore, documenti in regola, il motore gira, è valutata sui 6.000 euro. Eccola qua, la Gio che ci apre un po' il tutto, guardate lì la Gio, Salve a tutti. Eccola qua, direi che insomma anche questa è insomma un fuoristrada abbastanza particolare, allestito così. Ripeto, io non ho mai visto questo Fiat 1100 così, eccola qua, molto molto bella. E anche questo è un pezzo che andava portato a casa proprio perché è particolare, questo quasi impossibile da ritrovare. Eccola qua, molto molto bella. Sì, particolare davvero. Forse anche nel dietro. Anche dietro andiamo a visionarlo. Guardate qua, targato Bologna qua. Fantastica, chissà che utilizzo faceva, vediamo anche un gancio di traino. Esatto, chissà quanti modelli hanno prodotto. Beh, mi dà proprio Sì, certo. l'impressione di auto, no, di furgonato proprio artigianale, eccolo qua. Molto molto bello. Sì, particolare davvero. Posso dire, l'ho toccato anch'io, Sì, e poi diciamo una lamiera piena, bella solida, ragazzi. Sì, sì. Non sono le plasticacce. Molto molto bella, eccola qua. La rifaccio rivedere qua davanti. Sì, c'è anche un verricello, quindi faceva anche da soccorso, eccetera. Eccola qua. Ragazzi, noi ve l'abbiamo fatta vedere tutta, Sì, C'è una carta di vetro qua. Tracce di ruggine ci sono. Guardate qua. Sono marmita. Ma direi che insomma l'abbiamo portata a casa qua. Saluto Ulisse, saluto Manuel, cassista Manuel di Torino, guardate qua, il nostro Manu Gun. vetri panoramici, salutiamo anche io, saluto anche Cristiano Politi perché appunto questa qua sarebbe la museo alla Cristiano qua, molto molto particolare. Le sue borchie, saluto anche Renato di Sondrio, che anche lui piacciono un po' le auto particolari, lui è un amante, Esatto, ciao Renato. lui è un amante delle 600, però Ciao insomma Renato, ciao Diego. questa è un'auto veramente particolare. Sì, molto. Ragazzi, io ve l'ho fatta vedere tutta, molto molto bella. E niente, poi Gio, cosa andiamo a concludere qua? Mi sembra che c'è una Zastava, Esatto, una 750. eccola qua, Eccola qua. Sì. una bellissima Zastava appunto, Fiat 750, cioè sarebbe Zastava modello 750. Sì, venduta a 12.000 euro, è in vendita, con questo bellissimo colore pastello, questo celestino chiaro. Eccolo qua, Molto molto la bella. targa slovena. Questa la dedichiamo a Walter che ama queste auto dell'est, lui ama tutto ciò che è un po' dell'est o francese. Eccolo Caro Walter, questa te la dedico di cuore, eccola qua. Molto molto bella anche questa, messa in saccoccia. Sì, Appassionati qua di vecchie Fiat, vi ho fatto vedere due auto particolari, anche se questa è una Zastava, è chiusa. è chiusa, però va bene lo stesso. Eccola qua.
Guardate qua poi il dettaglio, a me piacciono un po' questi crude sui corpi. Guarda Alberto Viani, dici un po' tu su È questa una base. zastava comunque, non è una fiera. Ecco, certo, però. Ragazzi, insomma, spettacolo! ci Viva dirai. Padova qua, auto d'epoca, direi che abbiamo ripreso un po' il tutto, Gio? Sì, ciao ragazzi, ciao a tutti e. Vai lì, qui- saluta. Certo. Ecco qua la vecchia Gio. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti da Padova. Sei sveglia? Sì. Sì, buono. Ciao a tutti, spettacolo.